La crisi dello zuccherificio di Pontelongo nella Bassa Padovana arriva. A Venezia ha aperto un tavolo per cercare una soluzione ad una crisi che non è solo occupazionale, ma che ha ripercussioni forti ed importanti su tutto il territorio. Questa sospensione non mette in crisi solo un comparto, ma un sistema territoriale che ricade su un paese di 3.700 anime e noi dipendiamo ovviamente, per carità anche giustamente, da meccanismi che sono molto più grandi, ma l'impatto sul territorio è di una portata enorme. L'appello è al governo centrale. È l'intero settore dello zucchero italiano che sta per essere messo in discussione e noi a questo punto chiediamo, ve lo dico con molta franchezza, un'emergenza nazionale sul prodotto zucchero, perché con i dati che sono usciti oggi non raggiungiamo neanche i 18.000 ettari complessivi della coltivazione. I cambiamenti climatici incombono, mancano le barbabietole agli agricoltori, nonostante gli incentivi regionali e statali, non conviene coltivarle, i costi di produzione sono troppo alti. Oggi produrre bietole per quanto riguarda il settore agricolo per gli agricoltori non è conveniente a livello economico, abbiamo riduzioni importanti per quanto riguarda la redditività e quindi nel momento in cui non c'è redditività le aziende agricole ovviamente non possono sobbarcarsi tutti i costi di produzione, ma è per questo che noi oggi abbiamo la necessità impellente e importante di proclamare in maniera determinante che lo zucchero sia un prodotto strategico e quindi nel momento in cui noi incentiviamo la produzione in maniera strategica dello zucchero dobbiamo dare risposte concrete a tutto il comparto della filiera, quindi dagli agricoltori ovviamente, ma soprattutto anche al comparto del zuccherificio che produce il zucchero italiano. Lo stop allo zuccherificio di Pontelongo mette a rischio 200 posti di lavoro. Stiamo chiedendo che anche per il 2026 possa sostenere questi costi e programmare già da subito le attività per il 2027 senza avere ricadute dal punto di vista occupazionale. Il fermo dello stabilimento è temporaneo, assicura la cooperativa che lo gestisce. Vanno però trovate nuove vie nella produzione della barbabietola. Ringrazio anche qui la Regione Veneto perché con Veneto Agricoltura, con il CREA, con l'Università di Padova stanno lavorando su questo. Dobbiamo lavorare insieme alle dette sementiere per trovare della genetica che sia oggi propensa alle nostre ai cambiamenti climatici. Guardate, questo è un tema che oggi ce l'abbiamo noi in Emilia-Romagna, ce l'abbiamo noi in Veneto e in Emilia-Romagna, ce l'abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ma è un problema che fra alcuni anni ce l'avranno anche i paesi del nord che oggi stanno vivendo i problemi che avevamo noi 10 anni fa.